Il tavolo tecnico si farà. Dove non è dato sapersi. Il luogo stabilito per l'incontro che deciderà il futuro della superstrada pedemontana veneta è stato infatti modificato all'ultimo minuto. Regione, Consorzio SIS, Ministero delle Infrastrutture e Cassa Depositi e Prestiti si riuniranno assieme al commissario Vernizzi domani, ma non lo faranno come previsto inizialmente a Veneto Strade, o almeno questo è quanto ha riferito la Questura di Venezia dopo l'annunciato sit-in di protesta di espropriati e Covepa. Ovunque si incontrino comunque i tecnici dovranno decidere il futuro, oggi incerto, dell'infrastruttura veneta, un'infrastruttura fondamentale per tutto il nord-est. Ne sono convinti 12 big dell'economia veneta, da Giovanni Rana ai bassanesi Pengo e Pedon, che hanno scelto di scendere in campo in prima persona e fare quadrato attorno alla pedemontana. Va ultimata subito e a qualsiasi costo è il loro monito. Lo hanno fatto con una lettera che ieri è stata inviata al Premier Matteo Renzi, al Ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio e al Presidente della Regione Luca Zaia. Leggere dello stop ai lavori e della possibilità che l'opera non venga terminata, hanno scritto, ci lascia sbalorditi. Il nostro auspicio da cittadini e imprenditori è che il summit di domani a Mestre sia il primo passo per trovare velocemente una soluzione.